Partite le atlete. Vediamo quale concorrente ha il primo passaggio ai 200 metri. Una vista atletica da Dinon al comando. Probabilmente sia lei Nicola al comando, sigue le altre atlete. Un passaggio intorno ai 35-36 secondi. 46 secondi ai 600. 300 conduce ancora la gara di Nicole, che ci sembra avvantaggiarsi con un discreto margine sulla concorrente che segue. E sì, si appresta ad affrontare il rettilineo di arrivo. Mannabaci Nicole, l'atletica Valli di Non e Sole, ricordiamo con una credita di 1 minuto 40 e 21 secondi. E sì, è sul suo tempo e lo migliora, 1 minuto 37 e 63 secondi a seguire l'atleta sempre della Valle di Non e Sole, ma è lei la vincitrice di questa prova, e a seguire le altre concorrenti cadette in questa splendida e quarta prova del tetrathlon cadette. Tanto predisponiamo gli ostacoli per i 50 metri.